Amici, eccoci qua col nuovo oroscopo del giorno. Anzitutto buongiorno, buon mercoledì 10 giugno 2020. Oggi mercoledì, ecco il nuovo oroscopo della giornata. Allora, prima di iniziare con la lettura dell'oroscopo, io in ogni video dell'oroscopo che propongo, ricordo sempre che per coloro che vogliono una consulenza riservatamente, dove non vi sente nessuno, dove saremo nella massima riservatezza, per una consulenza di cartomanzia potete contattarmi ai numeri che vedete nello scrollo, costo consulto 30 euro. Per quanto riguarda invece per coloro che sono stati lasciati dal proprio uomo, magari il vostro uomo è andato via con un'altra donna e volete che lui torni da voi, possiamo intervenire perché mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore. Chiamando sempre i numeri sovraimpresso mi spiegate la vostra storia e io vado ad analizzare il vostro caso, dopodiché vi dirò la tempistica, i costi e come organizzarsi, va bene? Allora, detto questo, andiamo con l'oroscopo di mercoledì 10 giugno 2020. Ariete, se state vivendo una relazione da tanto tempo, forse potrebbe essere il momento giusto per fare dei progetti di coppia più importanti. Quest'oggi saranno favoriti anche le nuove conoscenze, il vostro umore vi aiuterà a fare quel passo in più. Quindi dovete prendere in considerazione i vostri progetti che avete in mente e cercare di organizzarvi al miglior dei modi per far sì di una bella riuscita. Nel lavoro oggi sarete al centro dell'attenzione, anche se non è da voi, cogliete le buone occasioni. Il segno del Toro. Una storia d'amore potrebbe non essere terminata nel modo giusto, forse la vostra mente è ancora concentrata su quella persona. Quindi se ci tenete ancora a questa persona, cercate di parlargli, di contattarlo e chiarirvi una volta per tutte. Sta a voi fare la scelta, attenzione perché potreste turbare un periodo di equilibrio. Nel lavoro è il momento di andare a riprendere quel progetto a cui stavate lavorando tempo fa. Nei Gemelli, amore, avete voglia di vivere pienamente i vostri sentimenti e siete felici di poterlo fare insieme al vostro partner. Se siete single ma c'è qualcuno di importante nel vostro cuore, è il momento giusto per fare un passo avanti. Sul lavoro siete timorosi ma invece dovete dimostrare coraggio per raggiungere buoni risultati. Il segno del Cancro. Siete pensierosi, ma spesso è meglio esprimere dubbi, così come anche nei sentimenti. Se state vivendo una storia d'amore, oggi avrete tanta voglia di condividere qualcosa con il vostro partner. Non è detto che si tratti di cose materiali. Lavoro, cercate qualcuno che possa ascoltarvi pienamente e capire le vostre esigenze. E andiamo col segno del Leone. Oggi sarete baciati dalle stelle. Se state vivendo una relazione amorosa è un periodo meraviglioso in cui vi sentite finalmente bene. Il supporto del vostro partner vi aiuta nell'umore e vi farà sentire meglio.
Sul lavoro vi sentirete finalmente apprezzati, arriveranno delle soddisfazioni anche sul piano professionale. Vergine, se state vivendo un momento di crisi nel rapporto di coppia, in questo periodo è il caso di prendere una decisione definitiva. La scelta è vostra, è personale e solo voi siete a conoscenza di quello che vi dice il cuore. Sul campo lavorativo gli impegni non vi lasceranno tanto tempo, dovete essere bravi e gestire tutto al miglior del modo. Bilancia, oggi come d'altronde dovrebbe essere sempre, dovete fare affidamento alle vostre emozioni. Spesso la testa vi porta a pensare qualcosa di diverso da quello che provate realmente. Non è questione di illusione sperare in una storia. Sul lavoro impegnatevi attivamente nei progetti e cogliete ogni tipo di nuove occasioni che si presenti. Scorpione, le stelle potrebbero spingervi a voler vivere un momento di trasgressione. Pensateci bene se siete impegnati in una relazione. A maggior ragione se ben stabile. Oggi dovete dimostrare ancora di più i vostri sentimenti al vostro partner. Lavoro, anche qui potreste avere serie problemi e di ribellione, tenete gli occhi aperti e la mente calma. Sagittario, se state cominciando una nuova conoscenza, questa persona potrebbe avere molta voglia di passare del tempo con voi. Il vostro umore potrebbe non essere dei migliori, ma l'empatia con il vostro partner cambierà le cose. Lavoro, finalmente oggi potrebbero arrivare buone notizie per voi, l'impegno deve essere comunque costante. Capricorno, forse è un periodo in cui la vostra dolce metà non sempre riesce a comprendervi del tutto. Sicuramente questo dipende anche dalle stelle, dalle stelle, ma voi dovete essere bravi a comunicare meglio i pensieri e le esigenze. Lavoro, qualcuno potrebbe capire una cosa per l'altra, fate attenzione a non combinare guai. Acquario, le stelle vi aiutano a vivere i sentimenti in maniera fantastica. Le emozioni positive in questo periodo sono davvero tanto per voi. Condividete la vostra ondata di buona energia e insieme al vostro partner o alla persona che vi sta vicino. Lavoro, è giusto credere nei propri obiettivi e oggi potrebbe arrivare l'occasione giusta per voi. Il segno dei pesci, oggi vivrete un giorno di benessere generale e di emozione. Se avete intrapreso da poco una nuova relazione, forse vi renderete conto di provare già qualche sentimento importante. Saranno favorite comunque le storie d'amore. Lavoro, quest'oggi dovrete prendere coraggio e impegnatevi per raggiungere i vostri fini. Bene, e così era l'oroscopo di mercoledì 10 giugno 2020. Io vi ringrazio sempre per la vostra gentile collaborazione d'ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per domani col nuovo oroscopo. A tutti quanti voi, che le stelle siano sempre con voi. Alla prossima.